Quello per i 5 Stelle non è stato un voto di protesta. Ne è convinto l'ex sindaco e neodeputato Alvise Maniero, che fa notare come tra i risultati migliori in Veneto per i pentastellati vi sia quello del Mirese, dove i capilista di Camera e Senato provenivano entrambi dall'amministrazione comunale uscente. Qui a Mira siamo sul 32%, che è un risultato incredibile, e io devo ringraziare tutti i cittadini, in particolare i miresi, che sono i miei concittadini, e evidentemente hanno una grande fiducia sia in me che in Orietta, siamo i due candidati capolista. I cittadini, sostiene Maniero, hanno voluto premiare un'esperienza positiva di governo. I frutti ci vengono riconosciuti da associazioni esterne, indipendenti. Legambiente ha detto che ora siamo un esempio a livello regionale per la gestione dei rifiuti, quindi sono felice perché quello è un lavoro che andrà a vantaggio dei nostri bambini, dei loro nipoti. Saranno migliaia e migliaia di tonnellate all'anno di secco in meno e quello è un regalo per tutti. Il nostro primo impegno in Parlamento, promette l'ex sindaco, sarà per dare ristoro ai risparmiatori rovinati dal crack delle banche venete. Il Veneto ha visto 11 miliardi vaporizzati dalla truffa più che dal crack delle banche Veneto Banca e Credito Popolare di Vicenza, quindi su quello dobbiamo lavorare. Anche a Mira molti risparmiatori io li ho incontrati, è una cosa pazzesca. Quanto ad alleanze parlamentari è possibilista Davide Scano, consigliere nel comune di Venezia, dove i pentastellati sono ora il primo partito. Il punto non è scegliere tra Lega e PD, sostiene, ma trovare un'intesa sui temi. Il nostro baricentro è il programma, su quello ci confronteremo con tutti e poi ovviamente si potrà smussare un po' di qua, un po' di là, anche gli altri che vorranno convergere dovranno smussare le loro posizioni. Dobbiamo dare un governo al Paese stabile, noi sentiamo tutta questa responsabilità per tutti i voti che ci sono stati dati.